one hand landing, è atterrato con una mano sola. Io faccio fatica a andare in bicicletta senza mani, lui sta a 10 metri a terra con una mano. Questo è saper fare, grandi ragazzi. E ancora Iassa! Di nuovo, perché se lo meritano! Un bell'urlo per Dabut! Grande cosa! Allora facciamo così, di nuovo, facciamo un gioco come prima, spegniamo la musica DJ. Ok, grande, mi dispiace che ho rovinato la section di scratch che era super stilosa, però sapete già cosa ci dobbiamo aspettare per adesso o no? Lo sapete? Lo sappiamo, stiamo per vedere qualcosa in più, per chi non c'era occhi ben aperti, però facciamo come prima, proviamo di nuovo a sentire quanto vi meritate un bel backflip di Leonardo Fini. Allora, pubblico dalla parte DJ, 1, 2, 3, vai! Pubblico dall'altra parte, 1, 2, 3! Ma spingono sempre di più loro, sarà che sono di più, però va bene. Rifacciamo tutti insieme, per Dabut, vai! Allora si meritano qualcosa o no? Sì, decisamente sì, e allora andiamo, spingiamo tutto. Tassa bomba, fuori dalla rampa, con il grande stile Dabut. Occhi ben incollati, perché questa è una cosa che si vede raramente, uno dei pochi in Italia che fa con la moto a testa in giù. E allora ragazzi, il backflip di Leonardo Fini, io non ci posso credere, lo vedo almeno una volta alla settimana, ma è sempre come la prima volta, non ci credo, non ci posso credere. E allora di nuovo vi voglio sentire, casate il backflip di Leonardo Fini, è tutto Dabut! E ancora un whippone e occhi ben guardati al cielo, perché pensate di aver visto tutto e invece no! No hand backflip senza mani ragazzi! Leonardo Fini, lo stile in persona, e gli altri non sono da meno e continuano a spingere a più non posso, grandissimi. Fermi là, però no, adesso possiamo saltare, buon bene di nuovo, silenzio DJ per favore. Allora, l'avete apprezzato sì o no? E allora urlate per Leonardo Fini, stiloso in backflip e stiloso in tutto quello che fa. Ehi, yes, whippone! E ancora, non ci fermiamo, si continua a più non posso, si va avanti, chi si ferma è perduto, e ancora, yeah, wonder! Grande DJ, lo ringrazio ancora una volta perché spinge un sacco con i beat giusti. E ancora andiamo, sempre più tecnico e sempre più al limite ragazzi. L'unico vero freestyle motocross in Italia è Dabut, tra i migliori piloti, solo per stasera, solo a Campipiazza, solo per il grande pubblico di Sacile. E ancora il grande Wonder, il whip. Ringraziamo di nuovo l'amministrazione comunale e tutti gli sponsor e tutti gli organizzatori, fateglielo un bel applauso agli organizzatori di questa splendida manifestazione, ci hanno portato per la prima volta a Sacile il freestyle motocross, allora noi li vogliamo bene, ma vogliamo ancora più bene Leonardo Fini, il backflip one foot grandissimo, spinge sempre più al limite. E ancora il grande Doctor! Yes! Un applauso ancora per Leo il backflip! E dopo lo show la festa continua, quindi non ci si ferma. Qui nel bar della piazza, nei locali e poi al bar di Toro Rosso. Ma intanto gustiamoci questo grande show. E ancora lui, ancora Leo. E anche Wonder ci casa più non posso. E Doctor non vuole essere da meno. Incredibile ragazzi, incredibile.
soddisfazione stanno dando tutti loro stessi per voi e ve lo meritate proprio. Allora così, facciamo dire qualcosa a qualche pilota, fermati qui, vieni qua. Vogliamo sentire la voce di Wonder. Wonder, casa come solo tu sai fare il pubblico di Sagiri. Cosa ti è successo? Hai battuto sulla e allora così, bene, di nuovo voglio sentirvi urlare perché questo è l'unico vero spettacolo, solo per voi, solo per questa sera. 1, 2, 3, vai! Wonder ha perso gli attributi, però a vederla in aria sembra che ce li abbia. Gli è tornata la voce giusta. E allora ci gasiamo ancora un po' o avete finito? Ragazzi, avete finito? No, non hanno finito. E allora diamogliene di nuovo. Vogliamo vedere un po' di trenini come prima. Quindi chiedete di trenini di nuovo con un urlo ed un applauso. Vai! E allora andiamo, si continua. Allora andiamo a cominciare, difficilissimi, prima Wonder, poi Doctor e ancora il grande Leo che sbatte i piedi come se nuotasse in aria. Perché? Ma perché fai queste cose? Bello, lui è super potente ma sempre col sorriso, sempre pronto alla cagata in più per farvi ridere. Ed è così che si fa, è così che si rende uno show unico ed è per questo che i rider da boot sono una spalla sopra gli altri. Anche 2 spalle, mettiamo così. E allora, ne vogliamo ancora no? E dai, andiamo a cominciare, vai! E ancora! E di nuovo! Ogni volta è come la prima volta! Il backflip è una cosa incredibile, incredibile, grande, grande da boot, grandi i nostri tre super atleti, super eroi moderni con le loro moto. Allora visto che siamo qua un altro giro glielo facciamo fare, dai. E ancora, vincete al massimo, sempre più extreme, sempre più in gasaggio. Questo è stile, solo stile ragazzi. Ed è così che si fa andare su una moto. E ancora sentite, loro accelerano per reclamare il vostro calore. Allora dategli calore, un urlo in più che non guasta mai, vai! Dabut! Dabut spacca tutto, spacca in 4, fa qua. Tirano su la pavimentazione della piazza, così l'amministrazione comunale ringrazierà. Una cornice splendida, perché splendido è uno spettacolo incredibile e un grande cliffhanger, no hand landing, ma cos'è? Ma non ci credo, no hand landing, non si vede tutti i giorni. No, non c'è che dire, questo è proprio uno spettacolo unico, loro sono i migliori, Dabut Team distrugge tutto con il suo stile. No, senza lenti. Mi dicono... no, non mi ricordo, ve lo dico dopo. Intanto andiamo a ricominciare, ma vorrei ringraziare in particolare Gabriele Allegranti, Nicola Ferrato e Paolo Faccian, che si sono fatti non dico in 4, ma in 8 per questo grande weekend. Ma cos'era quella piega? Un whip così non l'ho mai visto. Che stile, non ci credo. Yes. E di nuovo, super applauso al mio 3, 1, 2, 3!
Non era super applauso, non eravate pronti, riproviamo. Super applauso a 3, 1, 2, 3! Questo era un vero applauso. Dicono, è una cosa che non faccio di solito, ma questa volta la faccio. La faccio dopo, prima saltiamo e ancora trenino super style. Andiamo ancora gli auguri per il suo 17° compleanno a Sara, che offrirà da bere a tutti i piloti e a tutto lo staff di Tabut. Grazie mille e auguri ancora. Andiamo a conoscerli da vicino, questi supereroi moderni del freestyle motocross. Tre tra le teste di serie italiane in questa disciplina, ci vediamo tutti qua, tutti studenti, e adesso dobbiamo salutarli e ringraziarli perché hanno staccato di brutto.